De Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Pagine 161-162. Eccoci arrivati! Questa è la sede del grande studio televisivo 1000 pollici. Papà! 1000 pollici? Guarda bene questo edificio. Che cosa ti sembra? Ah, ma è un grande televisore! Infatti si chiama 1000 pollici. E le parti sono come manopole e pulsanti. Ragazzi, qui non dovete meravigliarvi di niente. Tanto per farvi un esempio. Qui l'unità di misura non è il metro, ma l'audience. Non si paga più in soldi, ma in buoni acquisto. Gli orologi sono stranissimi. Non ti dicono più l'ora, ma la fascia oraria. Ma le sorprese non finiscono qui, eh? Andiamo. Eccoci all'ingresso. Ma c'è scritto on, off. Sì, come sul tasto che serve ad accendere e spegnere il televisore. Proviamo a premere questo pulsante. Si apre! Controllo numero 1. Registrazione delle impronte foniche. A turno entrate nella cabina e dichiarate i vostri dati anagrafici. Nome, cognome, data di nascita, professione. La vostra voce sarà registrata e archiviata per futuri riconoscimenti fonici. Mentre parlate nel microfono, una telecamera vi riprenderà e la vostra immagine sarà esaminata dai nostri teleesperti e classificata per il vostro eventuale impiego in uno dei seguenti ruoli. Spettatore gruppo A. Applauditore. Spettatore con la mansione di applaudire a comando. Riditore. Spettatore con la mansione di ridere a comando. Urlatore. Spettatore con la mansione di gridare il nome del personaggio che appare sul monitor. Fischiatore. Solo per fischi di approvazione e gioia. Spettatore gruppo B. Spettatonto. Spettatore intervistato con mansioni di tonto. Chieditore. Spettatore che fa domande già preparate. Spettatore gruppo C. Quizzarolo. Partecipa a qualsiasi genere di quiz. Telefonista. Telefona a tutte le trasmissioni a premi. Non so se c'è qualcuno che mi sente, ma noi non possiamo passare la mattinata a sentire le istruzioni per l'uso. Noi siamo di Gioca e Suona e siamo stati convocati dal regista Paffutelli. Potevate dirlo prima. Sì, se avessi potuto vedervi in faccia. Basta premere il pulsante rosso e mi potrete vedere sul monitor. Ecco fatto. Ma è solo un registratore! Io sono una voce. Ho capito, non perdiamo altro tempo, diteci cosa dobbiamo fare. Pagina 163. Test di identificazione. Dovete essere sottoposti a un test di identificazione. Guardate sul monitor e rispondete. Solo se le risposte saranno esatte sarete riconosciuti e ammessi alla presenza del regista Paffutelli. Ecco un pentagramma con un certo numero di note. In basso potete vedere dei circoletti colorati al cui interno sono scritte delle lettere corrispondenti ai nomi delle note. Voi dovete riconoscere le note sul pentagramma e via via cancellare i circoletti con il loro nome. Alla fine avanzeranno soltanto alcune lettere. Riportatele nei circoletti colorati in basso, facendo attenzione a far coincidere i colori. Il rosso con il rosso, eccetera. Potrete leggere così una frase e se sarà quella giusta si aprirà la porta che conduce nella segreteria del regista Paffutelli. Vediamo un po'.
Dacci una mano anche tu, Cirillo. Sono qua apposta. Allora, la frase è: sì, mi piace fare, gioca e suona. La risposta è esatta. Seguite quella spia sonora. Cos'è la spia sonora? Pagine 164-165. La spia sonora è questo suono guida. Quando suona così, dovete andare diritto. Quando suona così, dovete svoltare a destra o andare verso l'alto. Quando invece suona così, dovete svoltare a sinistra o andare verso il basso. Ragazzi, seguitemi e occhio alle svolte. Vediamo un po' dove siamo arrivati. Qui con me ci sono E io? il capo, Io? Cirillo Io! e Camilla. E siamo arrivati nell'ufficio del regista Paffutelli. Ma Saverio e Filippo si sono persi. Chissà dove sono finiti. E voi chi siete? Io sono Filippo e questo è Saverio. Sì, io sono Saverio, ci siamo persi, Persi? sì. Vuol dire che voi non sapete cosa dovete fare, dove dovete andare, cosa dovete comprare, leggere, bere, eccetera, eccetera? Il nostro spettatore preferito. Io sono Donald McSpot, Spot per gli amici. Veramente noi sappiamo dove vogliamo andare, è solo che ci siamo persi. Non importa se sapete dove volete andare. A noi interessano anche quelli che sanno cosa fare, dove andare, cosa comprare, leggere, bere, eccetera, eccetera. Anche voi siete il nostro spettatore preferito. Sì, ma in definitiva, qual è il vostro spettatore preferito? Quello che sa? O quello che non sa. Tutte e due. Quello che non sa, così possiamo fargli fare quello che vogliamo, e quello che sa, così possiamo fargli cambiare idea. È interessante, ma noi cosa c'entriamo? Ditemi dove volete andare. Dobbiamo andare dal regista Paffutelli. Datemi un attimo di attenzione e guardate questo monitor. Ora sentirete 3 motivi musicali e vedrete 3 nuovi prodotti. Il vostro compito è di trovare il miglior abbinamento tra prodotto e musica. Vuol dire che noi siamo le cavie di 3 nuovi spot? Voi siete il tipo ideale di spettatore televisivo. Se non avete un parere, noi vi aiutiamo a farvene uno. Se invece l'avete, cerchiamo di farvelo cambiare. Sì, vabbè, ma quando l'avremo cambiato? Non c'è niente di definitivo. Avete mai visto il bianco più bianco del bianco che più bianco non si può? Va bene, siamo convinti. Sentiamo queste musiche. Ma prima mi spieghi meglio cosa dobbiamo fare? Questi sono 3 nuovi prodotti da lanciare e questi sono 3 motivi musicali abbinati ai prodotti che vedete illustrati. Solo che i pentagrammi sono in un ordine diverso rispetto a quello dei motivi che ora vi farò sentire. Aiutandovi con i pentagrammi dovrete scoprire qual è l'ordine esatto. Ma non so se riusciremo. Proviamo. Se non riuscirete ho altri test più facili per voi. Filippo! Saverio! Dove vi siete cacciati? Oh, siete qui! Cirillo, meno male che sei arrivato. Questo matto vuol farci fare un test. Aiutaci. Siete pronti? Motivo numero 1 per la penna Genio, la penna che fa i compiti da sola.
Motivo numero 2 per Fosforin, la caramella a tripla azione per gustare, per ricordare, per far fatica a dimenticare. Motivo numero 3 per la lampada a lucciola che illumina le tue idee anche al buio. Allora, avete trovato l'ordine esatto dei pentagrammi? Il motivo numero 1 è quello della lampada. Il motivo numero 2 è quello della penna. E il motivo numero 3 è quello della caramella. Ecco, l'ordine dei pentagrammi è questo. Il motivo numero 1 è quello. Quale hai detto? Ma insomma, possibile che non siate in grado di fare nemmeno un test così facile? Sparite! Sparite subito tutti e 3! Ma che maniere! Cirillo, dov'è il capo? In fondo a questo corridoio. Andiamo. Eccovi finalmente. Dai, Cirillo, tocca a noi. Come sarebbe? Tocca a noi. Ma sì, dobbiamo fare subito un provino per cantare una canzone insieme. Forza ragazzi, sono tutti pronti, stanno aspettando solo voi. Ecco, signor Paffutelli, siamo pronti. Molto bene, e allora via con la musica. Pagine 166-167. La canzone di Cristina. Vieni, dai, vieni con noi. Cristina, ho preparato anche questa canzoncina. Bravo Cirillo, dai, sentiamo. La cantiamo insieme? Sì? Vieni, dai, vieni con noi. Con noi cavallini, dai 1000 colori. Wow, 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 vieni, dai, vieni con noi volerai, ovunque vorrai. Che bella questa canzoncina, la voglio suonare con la tastierina. Saresti già capace? Con le orecchie che ho. Nostro mondo entrerai e ti divertirai, dei nuovi amici sempre avrai, coi cavallini non ti annoierai. Vieni, dai, vieni con noi tu lo sai, felice sarai. Dai, vieni con noi cavallini, dai 1000 colori. Vieni, dai, vieni con noi tu lo sai, felice sarai, che felicità, nel nostro mondo entrerai e ti divertirai, dei nuovi amici sempre avrai, coi cavallini non ti annoierai. Vieni, dai, vieni con noi cavallini, dai 1000 colori. Vieni, dai, vieni con noi tu lo sai, felice sarai.
Pagine 168-169. Ok, ragazzi, e ora dobbiamo organizzare un bel quiz musicale a premi. Io avrei un'idea. E cioè? Ragazzi, vi ricordate il nostro musicotto? E di che cosa si tratta? Nel cartoncino numero 19 ci sono 8 vignette da ritagliare. Ogni vignetta si riferisce a un motivo musicale che conoscete bene. Noi faremo sentire gli 8 motivi e il concorrente dovrà incollare sui video di pagina 168 e 169 le vignette nell'ordine in cui sentirà i motivi. È chiaro, no? Chiarissimo. Facciamo una prova. Avete ritagliato le vignette dal cartoncino? E allora ecco i motivi. Motivo numero 1. Motivo numero 2. Motivo numero 3. Motivo numero 4. Motivo numero 5. Motivo numero 6. Motivo numero 7. Motivo numero 8. Bene, ragazzi, approvato anche questo. Ma qual è la soluzione? Avete notato che in ogni vignetta c'era una lettera? Bene, se le vignette sono state messe al posto giusto, le lettere tutte in fila formeranno una parola. Scrivetele nelle caselline in alto e leggerete... E leggeremo? Indovina! Pagine 170-171. Sì, ho capito. Vuole sentire una nostra canzone. Abbia un attimo di pazienza che cerco di... ma insomma... Ragazzi, volete farvi cacciare? Silenzio! Oh, finalmente! Oggi canteremo la canzone Bigio e Serafino. C'era una volta in un castello grigio
Pagine 172-173. Le interviste di Cristina. La colonna sonora. A voler essere Pignoli, io sono nata prima del cinema e della televisione. Come sarebbe prima del cinema e della televisione? Sì, in fondo la musica è stata sempre usata per commentare avvenimenti importanti, manifestazioni pubbliche, rappresentazioni teatrali. È vero, anche in quel caso si può parlare di colonna sonora. Ma se volessimo limitarci solo a quella dei film? Come vuole. Anche per il cinema c'è da dire una piccola curiosità. Noi siamo a caccia di curiosità. Lo sapevate che la colonna sonora è nata prima del film sonoro? E com'è stato possibile? Vede, nei locali dove si proiettavano i film muti c'era quasi sempre uno strumento musicale. In genere era un pianoforte. Le immagini che scorrevano sullo schermo erano commentate dalle esecuzioni di brani musicali che l'esecutore cercava di adeguare alle situazioni drammatiche o comiche del film. Ma un bel giorno, ecco il cinema sonoro. Già, una vera e propria rivoluzione. Il primo film sonoro fu un film musicale. Era intitolato Il cantante di jazz e fu un autentico cataclisma. Pensi che gli attori dovevano anche parlare. Ma a noi interessa l'aspetto musicale. Se l'immagina lei oggi il cinema senza gli effetti musicali? Per esempio, un cartone animato muto. Non è meglio così? Già, impossibile. E se l'immagina la scena di un western senza... È un film giallo. Possiamo dire che il cinema deve molto alla colonna sonora. La musica contribuisce a coinvolgere lo spettatore, ma anche a fargli capire cosa sta succedendo, cosa sta per succedere. E se mi permette, vorrei aggiungere un'ultima osservazione. Molti grandi musicisti hanno scritto musica per film. Alcuni sono autentici capolavori. Per esempio? Per esempio Prokofiev, che ha scritto per il film Aleksandr Nevsky, un'opera che tutti dovrebbero conoscere. Può farcene sentire un esempio? Mi farò aiutare dal nostro amico Willy. Andate tutti a vedere lo spettacolo che sta per iniziare. Si parlerà ancora della colonna sonora. Per ora vi saluto con un piccolo quiz. A che genere di film vi fa pensare questa musica?
pagine 174-175. Il teatrino di Gioca e Suona. La battaglia sul ghiaccio. Grazie, signora colonna sonora. Noi le siamo riconoscenti per averci lasciato la possibilità di rappresentare un episodio di questo bellissimo film. Una vera battaglia. Lo so che qualcuno si chiederà: com'è possibile? Una battaglia in un teatrino così piccolo? Nulla è impossibile in teatro e nella fantasia. Voi dovete solo chiudere gli occhi e... sipario! È un'alba gelida. 2 eserciti armati di lunghe lance si fronteggiano. I cavalli sono irrequieti. Tutti attendono l'ordine di avanzare. Una selva di lance si staglia contro il cielo. Ecco, ora le prime file si muovono, prima lentamente, poi sempre più rapidamente. Prima vediamo avanzare i nemici, l'esercito degli invasori. Poi l'esercito di Alexander Nevsky, come dire, i nostri. Avete notato come la musica li ha caratterizzati? Non è difficile individuare i buoni e i cattivi, ma seguiamo gli avvenimenti. I 2 eserciti sono sempre più vicini. Ed ecco lo scontro. Con un'abile manovra, Alexander Nevsky ha attirato il nemico su un lago gelato. Egli sa che la primavera è vicina e che la lastra di ghiaccio non potrà reggere il peso della cavalleria nemica. La cavalleria dell'esercito nemico si trova al centro del lago, dove il ghiaccio è più sottile e... dopo la battaglia, come dopo tutte le battaglie, un grande desolato paesaggio pieno di morti e feriti.
Avete sentito? Una colonna sonora può a volte essere efficace quanto le stesse immagini. Pagina 176. Questo della colonna sonora è un argomento molto interessante. Riguarda anche i nostri amici della TV. Anche per loro è indispensabile lavorare con la colonna sonora. Ragazzi, guardate un po' questo videogame! Come funziona? Fammi vedere. Non sono un videogame, sono una macchina sperimentale. Sono una slot machine e mi chiamo Quiz Machine Anti-Spot. E come funzioni? Come vedi, qui ci sono 4 piccoli monitor. Su ogni monitor c'è un'immagine. Ora io ti pongo 2 domande. Se le tue risposte sono esatte, vinci la trasmissione di un film senza spot. Se non indovini, vinci gli spot senza film. Proviamo mentre il capo è distratto. Domanda numero 1. Ascolta questa musica e scrivi nella tastiera in basso il numero corrispondente all'immagine che secondo te risulta più adatta a quel tipo di musica. Domanda numero 2. Ascolta questa musica e scrivi nella tastiera in basso il numero corrispondente all'immagine che secondo te risulta più adatta a quel tipo di musica. Bravo, hai vinto. Prima domanda numero 1. Seconda domanda numero 4. Bravo, hai vinto. Prima domanda numero 1. Seconda domanda numero 4. Bravo, hai vinto. Prima domanda numero 1. Bravo, hai vinto. Prima domanda numero 1. Bravo, hai vinto. Filippo, Prima domanda spegnilo, si è numero 1. rotto. Accidenti, ma come si spegne questo coso? Cosa state combinando voi due? Si può sapere? Niente, si è rotto. Lasciate perdere, abbiamo altro da fare.